Si è avvicinato con la sua auto a tre ragazze che stavano facendo jogging ed ha cominciato a masturbarsi. Una bravata che è costata cara ad un trentenne di Treviso che è stato identificato grazie al numero di targa segnalato dalle ragazze, raggiunto presso la sua abitazione dai carabinieri e quindi denunciato per atti osceni in luogo pubblico. L'operaio, sposato, si è giustificato dicendo che si è trattato di un momento di follia. L'episodio è avvenuto verso le 19 di giovedì lungo via Claudia Augusta a Silea, a pochi passi dalla Restera. Le tre ragazze, tra i 20 e i 30 anni, hanno prima notato lo strano andirivieni di una Lancia Y. Il conducente, il trentenne appunto, le ha più volte osservate fino a quando si è avvicinato a loro per esibire i genitali. È stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico perché sorpreso a masturbarsi in una via adiacente alla Restera ed è stato visto da una giovane donna che stava facendo jogging lì sul posto. Sì, appunto i militari stanno intensificando i controlli nella Restera e nelle aree adiacenti appunto perché con l'inizio della bella stagione diventa un'area sempre più popolata e quindi è importante fornire la giusta sicurezza anche agli avventori dell'area.